Un ennesimo incidente stradale mortale ha colpito il nostro territorio, questa volta è successo in Contrada Verdura, nel tratto di strada della strada statale 115 tra Ribera e Sciacca. A perdere la vita una donna che viveva in Contrada Sant'Anna, una frazione di Caltabellotta, ma originaria di Sciacca. Si tratta di Vita Gatto, una madre di 4 bambini che sabato pomeriggio ha perso la vita a causa di uno scontro tra due autovetture. Quella di Vita Gatto e la sua famiglia, 2 bambini e il marito che viaggiavano nella Lancia Libra Station, che si è impattata con una Citroen alla cui guida era un uomo di Realmonte. Vita Gatto era una donna molto attiva, madre di 4 figli, con un'età compresa tra 11 e 13 anni, lavorava in una struttura alberghiera di Menfi, una donna a detta di tanti molto attiva nel suo lavoro. Tornando all'incidente, i 2 bambini che erano in auto con la mamma e il padre rimasti feriti sono stati immediatamente trasferiti all'ospedale di Sciacca. Per la più piccola è stato anche predisposto un trasferimento in altra struttura specializzata per ulteriori accertamenti diagnostici più approfonditi. L'altro bimbo invece è rimasto illeso, mentre il compagno di Vita Gatto è stato trasportato a Palermo e si trova in prognosi riservata. L'automobilista di Realmonte alla guida dell'auto Citroen è stato ricoverato a Sciacca. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore di Sciacca Michele Matrone, con l'ausilio dei carabinieri della compagnia di Sciacca, intervenuti sul luogo dell'incidente, che hanno proceduto a effettuare rilievi di rito e stanno valutando anche testimonianze di diversi automobilisti che al momento dell'impatto si trovavano a passare su quel tratto di strada in Contrada Verdura. I funerali previsti oggi pomeriggio della signora Gatto. E sempre in merito a incidenti mortali verificatisi nel nostro territorio, quello della sedicenne agrigentina Sofia Tedesco, avvenuto in Contrada Crocca qualche giorno fa, che ha colpito parecchio l'opinione pubblica agrigentina. Gli investigatori stanno effettuando degli approfonditi accertamenti tecnologici per smascherare l'omicidio che ancora oggi non si è costituito, che i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Agrigento stanno cercando di sanare. Si stanno controllando anche i tabulati delle celle dei telefonini mobili presenti nella zona al fine di trovare qualche indizio che potrebbe già essere stato ipotizzato con alcuni possessori di una Fiat Punto, il modello dell'auto che ha falcidiato il motorino che ha ucciso la piccola Sofia Tedesco. Sono stati anche controllati i video di alcuni privati che con le loro telecamere di sicurezza installate hanno dato la possibilità agli investigatori di formulare delle ipotesi. Un ignoto alla guida di una Fiat Punto è scappato per paura e senza dare il dovuto soccorso a Sofia Tedesco. Da qui anche un appello formulato dai militari dell'Arma verso chi ha compiuto il gesto a costituirsi e convincerlo a svelare la sua identità.